imputati a influenzare la gara d'appalto per la pubblicità istituzionale della Regione. Nel primo pomeriggio la sentenza di primo grado e la soluzione per l'ex presidente e gli altri 3 imputati. La cronaca della mattinata e le reazioni nel servizio di Carlo Manca. Ci dice 2 cose, Presidente? No. Alla fine Soru non parla, poi, lontano dai microfoni, sibila. Hanno detto tutto i giudici. Per questi motivi, visto l'articolo 530 del Codice di procedura penale, assolve Renato Soru dal reato ascritto di capo C perché il fatto non sussiste. E lo stesso Soru, Marco Benoni, Sergio Benoni e Fabrizio Caprara dal reato di cui al capo F per non aver commesso il fatto. L'ex presidente della regione lascia il palazzo di giustizia, percorre veloce il corridoio che lo porta all'uscita. In aula, applausi e lacrime. La lettura della sentenza poco dopo le 14, 4 ore prima il collegio era entrato in Camera di Consiglio. Una complessa vicenda politico-giudiziaria, quella nota come caso Saci. Il bando per l'assegnazione dell'appalto da 56 milioni per la pubblicità istituzionale. La commissione che esamina le proposte, quindi l'affidamento alla Saci Saci, che negli anni precedenti aveva avuto rapporti con Tiscali, creatura fondata da Renato Soru. Dettaglio che forse rafforza la tesi dell'accusa. Il presidente ha condizionato le decisioni della commissione, quella gara è irregolare. È il pilastro su cui si fonda l'inchiesta, che coinvolge anche la campagna denominata Sardegna Fatti Bella. Un'inchiesta con inevitabili e pesanti risvolti politici, reati ipotizzati, abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Il pubblico ministero, Daniele Caria, chiede per Soru 1 anno di reclusione. Il processo non era facile all'inizio. Diciamo che nel corso dell'istruttoria dibattimentale pian piano i capisaldi dell'accusa si sono dissolti, diciamo così, e siamo riusciti pian piano a far emergere che non c'erano assolutamente gli elementi in grado di sostenere l'accusa. Con l'ex presidente della regione erano imputati l'amministratore delegato della Saci Saci, Fabrizio Caprara, e i fratelli Marco e Sergio Benoni della Sardegna Media Factory. Tra il pubblico a seguire le ultime fasi del processo, esponenti politici come Maria Antonietta Mongio, assessore alla cultura nella giunta guidata da Renato Soru. Quello approdato oggi a sentenza non era l'unico filone dell'indagine, altri capitoli processuali sono già stati scritti. L'ex direttore della presidenza della giunta ai tempi di Renato Soru, Fulvio Dettori, è stato condannato a 2 anni con rito abbreviato. Pene minori erano state inflitte ad altri rappresentanti della commissione per falso ideologico e rivelazioni di segreti d'ufficio. Sul processo di primo grado cala il sipario, quali risvolti avrà sul panorama politico sardo lo si capirà nei prossimi giorni. Il giudice lo hanno assolto con formula piena, sentiamo Paolo Matta. Assolto con formula piena, per l'abuso d'ufficio perché il fatto non sussiste, per la turbativa d'asta per non aver commesso il fatto. Si è chiuso così stamattina il processo Saci per la pubblicità istituzionale che vedeva imputato l'ex presidente della regione Renato Soru. Per lui il PM Daniele Caria aveva chiesto la condanna ad 1 anno. L'ex governatore ha ascoltato in silenzio, visibilmente emozionato, la sentenza pronunciata in tarda mattinata dal giudice in un'aula chiusa alle telecamere. Assoluzione dall'accusa di turbativa anche per gli altri imputati, gli imprenditori del consorzio Sardegna Media Factory, Sergio e Marco Benoni, e per Fabrizio Caprara, amministratore delegato di Saci Saci. Solo una battuta per l'ex governatore. Tutto ciò che c'era da dire l'ha detto il giudice. Questo l'unico suo commento della giornata, che si era aperta con un duro scontro tra accusa e difesa prima che il collegio giudicante si chiudesse in Camera di Consiglio per la decisione arrivata 3 ore dopo. Soddisfazione degli avvocati Federico Grosso e Giuseppe Macciotta, la cui linea difensiva è stata accolta pienamente. Saci ha assolto Soru con altri 3 imputati, l'ex governatore è commosso tra gli applausi. C'è un indagato per l'omicidio di Isili, trappola mortale per il veterinario ucciso a fucilate, si segue la pista passionale. Caro Traghetti, la regione accusa accordo tra le compagnie, intervenga l'antitrust. Donadoni punta sul buon momento di Acquafresca per battere la Fiorentina domani al Sant'Elia. Buonasera, dunque assolto perché il fatto non sussiste. Si è concluso così a Cagliari il processo di primo grado a carico di Renato Soru per l'appalto della pubblicità istituzionale. Nessun commento da parte dell'ex presidente della regione, che è uscito commosso dall'aula del tribunale. Assolti anche gli altri 3 imputati. Assolve Renato Soru dal reato ascritto di capo C perché il fatto non sussiste. E lo stesso Soru, Marco Benoni, Sergio Benoni
e Fabrizio Caprara dal reato di cui al capo F per non aver commesso il fatto. Ha già detto tutto il giudice, va via commosso e tra gli applausi, ma dicendo solo questo, Renato Soru, l'ex presidente della regione, assolto a Cagliari in primo grado con formula piena nel processo Sacci e Sacci. Assolto perché il fatto non sussiste. Per i giudici Soru non è colpevole dunque di abuso d'ufficio e turbativa d'asta. Nel 2006 non ci fu alcuna irregolarità nell'assegnazione dell'appalto della pubblicità istituzionale da 56 milioni di euro e per la campagna Sardegna fatti bella. Assolti per non aver commesso il fatto anche gli altri 3 imputati, i fratelli Marco e Sergio Benoni del consorzio Sardinia Media Factory e l'amministratore delegato della Sacci Fabrizio Caprara, accusati di essere i beneficiari di una gara manipolata. Il risultato però ovviamente non era scontato, perché d'altra parte è stato un processo lungo, complesso, discusso, articolato. Alla fine io ero abbastanza ottimista, come si può sempre essere ottimisti in queste vicende, le vicende giudiziarie evidentemente.